Una squadra che ha la sola intenzione di chiudere onorevolmente la sua prima stagione di Serie A, un'altra che vuole invece confermare la propria posizione nelle zone alte di classifica e approfittare dell'impegno odierno per acquistare ulteriore fiducia in vista di una post-season che si preannuncia infuocata. Amiche ed amici di Futsal TV, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Palazzetto Le Grazie di Verona. È la 27esima giornata, la 12esima di ritorno della Serie A New Energy. È Olimpia Verona, Meta Catania, Brico City. I gialloblu di Luca Castagna hanno conosciuto ormai 2 giornate fa la matematica retrocessione, giunta dopo la sconfitta casalinga rimediata per mano dell'Ital Service Pesaro. I rossazzurri di Juanra Calvo vengono invece da un periodo positivo con il pareggio nel big match contro l'Eco City Genzano, che ha fatto seguito a 3 vittorie consecutive. In generale una stagione vissuta fin qui sempre nei piani alti della graduatoria. Andiamo subito a dare uno sguardo, una lettura alle formazioni di roster a disposizione dei due tecnici. Da una parte l'Olimpia Verona di Luca Castagna, che si presenta con, in rigoroso ordine numerico, 2 Fior, 3 Fiore, 6 Portinari, 8 Nardi, 9 Claro, 11 William Roccia, 13 Bortolotto, 16 Jorge Santos, 17 Giannattasio, 19 Ugas, 22 Mazzoni, 89 Portuga. Dall'altra parte invece appunto la Meta Catania Brico City di Juan Ramon Juanra Calvo Rodriguez, con tantissime assenze quest'oggi e tantissimi quindi under in distinta, con il 2 Gerli, 5 Silvestri, 6 Pulvirenti, 7 Gianluca, 8 Aiello, 11 Musumeci Gaetano, 18 Tim, 27 Anderson, 74 Dignotti, 77 Di Conto, 83 Miguel Weber, 88 Manservigi. Ci sono tante assenze appunto per il Meta Catania Brico City, assenti per squalifica Boccao, Salamone, Carmelo Musumeci e Podda, indisponibile per infortunio anche Tornatore, Turmena e Raul Roccia. La terna arbitrale quest'oggi al Palazzetto Le Grazie per arbitrare questo Olimpia Meta Catania. Il primo arbitro è Stefano Mestieri di Finale Emilia, il secondo Giacomo Voltarella di Treviso, la cronometrista Elena Lunardi di Padova. Ora un minuto di raccoglimento per ricordare Vincenzo Davino. Il sentito minuto di raccoglimento per commemorare Vincenzo Davino, prematuramente e improvvisamente scomparso poche ore fa. Un grande professionista, un appassionato di calcio a 5, un amico di tutto il movimento che si stringe a nome anche del presidente Luca Bergamini attorno alla famiglia e ai suoi cari. Tutto dunque pronto ora per il match, per dare il via con l'Olimpia Verona che muoverà il primo pallone con William Roccia sulla palla al cerchio di centrocampo. Olimpia che attaccherà in questo primo tempo da sinistra a destra dei teleschermi ovviamente di Futsal TV, che vi proporranno in diretta la sfida, una delle 5 in programma oggi, che andranno a chiudere il programma della 27esima e quartultima giornata di Serie A New Energy. In completo bianco dall'altra parte la Meta Catania Brico City, Olimpia ultima in classifica con un punto, Meta Catania invece al quinto posto, 45 punti, e alla ricerca di punti importanti per non staccarsi troppo dal treno di testa da Eco City Genzano, L84, Luimpus Roma e Momap Napoli Futsal, fresca vincitrice della Coppa Italia in finale proprio contro la capolista Aporicoro domenica scorsa, contro la capolista Olympus Roma, che ha già vinto matematicamente con ben 5 turni in anticipo la regular season. Juani Claro che va ad intercettare il lancio lungo all'indirizzo di Anderson, lancio partito da Gianluca. E dunque dopo poco più di 30 secondi di gioco l'Olimpia Verona che prova a portarsi stabilmente nella metacampo offensiva, nella metacampo della squadra di Juanra Calvo. Portugal indietro per William Roccia, che allarga sulla destra per Jacopo Ugas, che cerca di puntare occhi negli occhi Anderson da Silva, che gli tocca il pallone in fallo laterale. Sarà dunque rimessa in gioco per l'Olimpia Verona quando sono passati 48 secondi di gioco nel primo tempo. Il punteggio ovviamente è quello di partenza, è quello del 0-0. William Roccia per Portuga, ci mette le mani João Carlos Tim, che va dunque a concedere il primo calcio d'angolo in favore della formazione di casa. Un tentativo abbastanza leggibile da parte dell'estremo difensore ex 360 Gigi Monastir tra le altre. William Roccia ancora a Portuga, buon avvio come atteggiamento, come
spirito di intraprendenza da parte dell'Olimpia Verona. E invece ora il Meta Catania a cercare per la prima volta un vero e proprio possesso palla, anche se come in precedenza il lancio di Gianluca Barbieri Miotto è troppo lungo, il lancio del 7 che cercava lo scatto in profondità da parte di Gaetano Musumeci. E lungo ancora William Roccia, si muove bene Ugas che si gira poi e impegna al primo vero intervento della gara João Carlos Tim. Bella giocata dell'ex Novacom Autopistoia, uno dei migliori in questa stagione disgraziata per l'Olimpia Verona, uno dei più positivi, tra l'altro anche il miglior marcatore della squadra giallo-blu, al pari con Luca Ianno con 7 reti. Si prova poi Portuga a destreggiarsi in mezzo alle maglie della difesa ospite, la difesa rossa-azzurra di Warracalvo. Mette fuori poi Anderson concedendo nuovamente la rimessa laterale. Partita meglio come atteggiamento l'Olimpia Verona, si sta facendo preferire anche se è passato poco più di un minuto e mezzo di gioco. William Roccia alla battuta della rimessa laterale andando direttamente da Alessandro Fiora, rientra oggi dopo un lungo periodo d'assenza con Alessandro Mazzoni che si è comunque più che degnamente destreggiato nel ruolo di estremo difensore della squadra di Luca Castagna, ruolo in cui è arrivato un avvicendamento, uno scambio di portieri col Savia Testamantova con Enrico Ricordi che aveva cominciato la stagione. Ora il rapido break di Anderson che ci prova in diagonale con il destro, non c'è stata deviazione secondo Mestieri o Voltarel. Rivediamo con la regia curata da Filippo Piovesan la riproposizione rallentata della giocata da parte di Anderson da Roccia Silva Zoi, pivot 92 brasiliano, arrivato uno dei tanti nuovi arrivi della società del presidente Enrico Musumeci assieme al presidente onorario Salvatore Marletto, uno dei tanti nuovi arrivi la scorsa estate, quello di Anderson. Tanti nuovi arrivi a cui si è aggiunto anche quello in estate di Raul Roccia, oggi però assente. Proprio Anderson che cerca di gestire il pallone su di lui, la pressione molto veemente, molto forte da parte di Jacopo Ugas. Tiene il pallone il 27, Silvestri allarga per Gianluca che prova nuovamente con il diagonale destro. Sembrava più un cross, un servizio al centro che un tiro. Comunque interessante la giocata da parte di Gianluca Barbieri Miotto, classe 90. Nuovo arrivo anche lui dal Real San Giuseppe che non si è iscritto alla stagione di Serie A al pari del Pescara, sostituito dalle ripescate Savia Testamantova e Active Network. La giocata di Portuga che cerca il sombrero proprio su Gianluca. Scorso anno segno 23 volte con la maglia appunto del Real San Giuseppe che vinse la Coppa Italia la scorsa stagione in finale sull'Ital Service Pesaro. Coppa Italia rimasta in Campania visto che settimana scorsa alle Final Four di Policoro la vittoria è andata al Momap Napoli Futsal di Fulvio Colini 6-3 in finale sull'Olympus Roma, sconfitta invece in semifinale dalla Momap Napoli Futsal l'Eco City Genzano dall'Olympus Roma. L'L84, torniamo in cronaca con poco più di 3 minuti di gioco trascorsi al Palla Le Grazie, sempre 0-0 tra Olimpia Verona e Meta Catania Brico City, con Juani Claro che gioca il pallone per Portuga proprio all'interno del cerchio di centrocampo, smista sull'Ugas che prova a disorientare Anderson con una serie di finte, con un doppio passo a portarsi poi il pallone sul destro, a scagliare un diagonale lontano però dai pali della porta difesa da João Carlos Tim che con le mani ha già fatto ripartire l'azione dei compagni che cercano di allontanare o di ridurre la pressione dell'Olimpia in questo avvio di gara. Partita meglio la squadra di Luca Castagna, anche se comunque in precedenza prima con Anderson e poi con Gianluca sono arrivate due interessanti iniziative per la squadra di Calvo, di Warracalvo. All'indietro Anderson proprio per Gianluca. Oggi Calvo con rotazioni limitatissime, mancano Boccao e Salamone espulsi nella sfida, nella battaglia di 2 settimane fa contro l'Eco City Genzano. Squalificati anche Carmelo Musumeci e Podda, ammoniti contro l'Eco City, erano diffidati. Indisponibili invece per problemi fisici Tornatore, Luis Turmena e anche Raul Rocha Barros, dicevamo appunto l'unico arrivo nel mercato invernale della società Etnea. La giocata di Anderson che per la quarta volta consecutiva si trova in posizione di pivot in posizione leggermente decentrata sulla sinistra. È sempre Juani Claro a mettergli il pallone in fallo laterale lato sinistro del fronte offensivo etneo, fronte offensivo rosso-azzurro, con
Silvestri che allarga, lancia lungo, diciamo, per Gianluca, che non può però controllare nel miglior dei modi, non può nemmeno andare alla conclusione di prima intenzione. Pronti Portinari e Giannattasio. Giannattasio a segno nel match perso dall'Olimpia Verona 5-1 sul campo della Feldi Eboli 2 settimane fa, nell'ultimo turno prima del weekend dedicato alle Final Four di Coppa Italia. Gianluca, Giannattasio a segno con un gol bellissimo, tra l'altro proprio a 2 secondi dallo scadere, un gol di gioia effimera per l'Olimpia Verona, ma davvero molto bello per un giocatore che giocava praticamente in casa, nativo di Solofra in provincia di Avellino. Portuga ha ricevuto da Juani Claro, serve il movimento dei compagni, va all'indietro da William Rocha che allarga nuovamente all'argentino ex di Ferdange. Ancora Ugas, bella giocata, non c'è fallo su di lui, anche se era molto vicino Mestieri allo svolgimento dell'azione. Abbastanza inspiegabile la scelta del direttore di gara di Finale Emilia di non punire l'intervento ai danni di Jacopo Ugas. Non si concretizza comunque il recupero palla della Meta Catania, 5 minuti e 8 secondi di gioco, 0-0 al Palla Le Grazie, con palla terminata addirittura in fallo laterale. La ripartita comunque senza l'aiuto di Alessandro Fior, la squadra di Castagna. Giannattasio con la suola verso Portinari, i neo entrati per Luca Castagna, l'iniziativa personale proprio del classe 2003, ex Arzignano, e guadagna la rimessa laterale battuta da Giannattasio proprio verso Portinari, nuovamente in diagonale col destro, stavolta traiettoria alta sulla trasversale della porta difesa da João Carlos Tim. Nessun pericolo per lui, nessuna preoccupazione. Colto di sorpresa Gianluca dalla rimessa in gioco del proprio portiere, riesce comunque in extremis ad evitare il pallone esca e poi cerca in verticale lo scatto in profondità alle spalle della difesa del blu da parte di Anderson. Cambio, entra in campo anche Jorge Santos Rodriguez al pari di Federico Nardi, dunque un tutto nuovo il quartetto di movimento davanti a Fior, scusate, per Luca Castagna. Jorge Santos, Giannattasio, Portinari e Federico Nardi. La giocata, una delle tante a cui ci ha abituato in stagione, le sue iniziative personali, le sue sgasate. Jorge Santos Rodriguez che guadagna il corner, lo batte Giannattasio all'indietro di prima intenzione a rimorchio. Un sinistro di prima intenzione che però si perde sul fondo. Altra conclusione da fuori dell'Olimpia Verona, che davvero non ha approcciato affatto male la gara, approfittando di una Meta Catania che forse in questo avvio di gara cercherà di... Attenzione nel frattempo alla giocata di Gianluca, che ha cercato internamente Anderson, che non è riuscito però a controllare il pallone dopo una serie di rimpalli. Giannattasio controlla il pallone, lo serve però inavvertitamente a Gianluca. Gran conclusione centrale, Anderson Zoi col tacco. Ancora bravo Fior a parare 2 volte, prima sulla staffilata da fuori da parte di Gianluca e poi con il riflesso buono sul tap-in da parte di Anderson. Dicevamo di un Meta Catania probabilmente per via delle limitatissime rotazioni a causa delle molte assenze. Oggi cercherà probabilmente in avvio soprattutto di risparmiare un po' di energie e di andare a risparmio, di controllare il ritmo della gara, di abbassare il più possibile, anche se non sono certamente un tecnico. Jorge Santos parte in surplus, punta Gianluca, il mancino in diagonale centrale, ha respinto Tim, proprio Gianluca poi a rilanciare Anderson che sterza, frena, torna all'indietro da Gaetano Musumeci. Capitan Silvestre all'indietro da Gianluca, allarga sulla sinistra per Anderson, su di un'impressione Portinari, un rimpallo che favorisce Anderson, che però il pallone se lo trascina fuori. La decisione di Voltarel dice rimessa laterale Olimpia Verona, e dunque al minuto 7:29, 12:31 al termine del primo tempo. La rimessa laterale per l'Olimpia Verona, palla però già persa. Il lancio lungo di Tim a cercare di trovare Gaetano Musumeci, che controlla bene con il petto, con un controllo anche orientato verso la porta. Ha capito però le sue intenzioni Jorge Santos, che ha messo in fallo laterale molto vicino al corner, leggermente spostati centralmente. Attenzione alle proteste da parte della Meta Catania, riparte Nardi, lancio troppo lungo da parte di Fior. Andiamo a vedere il replay con la rimessa laterale messa dentro da Gaetano Musumeci, il tentativo di Gianluca
e il tocco con un braccio forse da parte di Giannattasio, anche se le immagini rallentate non aiutano a capire. C'è stata qualche protesta, per la verità abbastanza timida, da parte della Meta Catania Brico City. Il tocco di Gaetano Musumeci, l'ultimo tocco è proprio suo, dice Voltarell, e dunque rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona con Jorge Santos all'indietro per Giannattasio. 12 minuti esatti al termine del primo tempo. Portinari si accentra con il destro, però alla conclusione va un po' ad intestardirsi, a rischiare di perdere palla. Può ripartire il contrattacco della Meta Catania, malinteso tra Musumeci e Gianluca, e dunque palla, azione che sfuma. La giocata da parte di Jorge Santos, sempre molto convinto nella sua giocata, nelle sue iniziative personali, ha vinto anche un paio di rimpalli, e poi il tentativo un po' meno convinto da parte di Gaetano Musumeci con il mancino, una conclusione strozzata che si perde sul fondo. Nessun problema per Fior, che va semplicemente a raccogliere il pallone e a battere il rinvio dal fondo. Ugas, lui in pressione il numero 77, appena entrato Samuele Di Conto, che va a recuperare palla, lo recupera però poi Ugas, che va anche a contrasto con Gaetano Musumeci. Per Mestieri l'ultimo tocco è del giocatore sardo, ex Nuova Comauto Pistoia. Tim si alza verso il cerchio di centrocampo, aiuta lo svolgimento dell'azione, il possesso palla dei compagni. Gianluca, la palla dentro, il vantaggio del Meta Catania Brico City, ha segnato Samuele Di Conto al 9 minuto, è 1-0. Il replay, la bella giocata da parte di Gianluca, e poi la palla verso Musumeci di prima intenzione nel cuore dell'area di rigore verso il secondo palo, puntuale all'appuntamento con il pallone, con il gol Samuele Di Conto. Dunque il vantaggio firmato dal laterale classe 2004, che firma dunque il vantaggio della squadra di Calvo. Immeritato svantaggio da parte dell'Olimpia Verona, anche se negli ultimi minuti si era alzata la pressione, aveva alzato il ritmo la formazione di Calvo. Un vantaggio che quindi ci sta anche legittimato dagli ultimi minuti di gara, dalle ultime occasioni maturate, anche se l'avvio di gara dell'Olimpia Verona meritava forse miglior sorte. Arrivati al 10° minuto non merita forse di essere sotto la squadra di Castagna. Prova nuovamente Ugas, un contrasto, una serie di rimpalli con Maurizio Silvestri. L'ultimo tocco è proprio del capitano con la maglia numero 5 della Meta Catania. Oggi appunto per gli assenti anche il capitano storico della Meta Catania, Carmelo Musumeci. 68 reti negli ultimi 5 stagioni di Serie A in totale con la maglia della Meta Catania, 173 in 254 presenze. Attenzione alla ripartenza con Gianluca, che allarga sulla sinistra, sulla destra per Zoe, ancora Gianluca, De Luca spalla alla porta, Gianluca cerca di girarsi, trova poi Anderson, che però non riesce poi a coordinarsi. Sfuma un'interessante azione di ripartenza della Meta Catania. Siamo esattamente alla metà della prima frazione di gioco al Palla alle Grazie, con formazione ospite passata in vantaggio nel corso del 9° minuto con la rete di Samuele Di Conto, e quindi 1-0 esterno. Ugas, Portuga, allarga per Juani Claro, ancora verso Portuga, poi di nuovo da Ugas, che allunga il pallone verso Emanuele Fiore, scusate, ancora Ugas che prova a destreggiarsi, cerca di disorientare con una serie di finte Silvestri, ancora Juani Claro che cerca l'imbucata per Portuga, ha capito tutto, ancora Di Conto, fermato da Fiore e poi da Ugas. Portuga disorienta Anderson, attenzione 2 contro 1, Portuga in diagonale col mancino, non lontano dalla porta. È stato un cartellino giallo retroattivo, cumulativo, quindi c'era probabilmente anche il fallo da segnalare. Vedete la ripartenza di poco fa. Non so se si tratta di questo fallo, comunque primo fallo della gara segnalato da Mestieri all'indirizzo del tavolo del cronometrista, tavolo presieduto oggi da Elena Lunardi della sezione di Padova. Si è fatto male nel frattempo proprio Samuele Di Conto, se non vado errato, proprio davanti alla panchina etnea. E dunque primo cartellino giallo della gara, oltre che primo fallo da parte di Jacopo Ugas. Dicevamo 7 gol per lui in stagione, miglior marcatore della squadra scaligera al pari di Luca Ian. Dall'altra parte invece per
La Meta Catania 17 reti in campionato, 18 sommando anche il gol al primo turno di Coppa Italia per Michele Podda, oggi assenti anche Carmelo Musumeci che di gol ne ha segnati 14, assente Turmena, altro miglior marcatore con 14 reti totali, 13 in campionato, 1 in Coppa Italia. Il miglior marcatore quindi oggi presente è il quarto in totale della squadra, Gianluca, con 10 reti. A mezzo servizio anche Giovanni Pulvirenti, che anche lui di gol ne ha realizzati 10, anzi 11 in totale in stagione con quello realizzato in Coppa Italia, ma Pulvirenti è credo in panchina per onor di firma, perché non è al meglio nelle condizioni fisiche. È scritto in panchina. Attenzione alla giocata di Silvestri sul secondo palo per Gaetano Musumeci, un tiro cross da parte del capitano rossazzurro, ed era pronto all'altezza del secondo palo Gaetano Musumeci ad insaccare, anche se non è riuscito a coordinarsi per indirizzare il colpo di petto alle spalle di Fior. Difficile comunque da controllare, da gestire il pallone servito da Silvestri con quello che era più un tiro che un cross, o meglio era un servizio complicato da controllare. Nel frattempo fallo da parte di Musumeci proprio ai danni di Portinari, e dunque prima irregolarità commessa anche dalla Meta Catania, calcio di punizione più o meno dalla tre quarti campo, leggermente spostati sulla destra per l'Olimpia Verona, di cui si incaricherà Dario Raffaele Giannattasio, appena rientrato sul parquet dopo qualche minuto di riposo. Diciamo dunque oggi, oltre che 7 assenze ufficiali con 7 giocatori nemmeno schierati in distinta, c'è anche l'assenza praticamente di Pulvirenti. Nel frattempo spreca malamente la punizione Giannattasio. Diciamo appunto, oltre a Boccaun, Salamone, Musumeci, Carmelo, Podda, Tornatore, Turmena e Raul Rocha, assente praticamente anche Giovanni Pulvirenti. Gianluca, Tim, il tocco all'indietro da parte di Musumeci non è regolare, non era ancora delle disponibilità di Joao Tim entrare in gioco, entrare in possesso palla, non era ancora stata superata la linea di metà campo e nemmeno era cambiata la direzione del possesso, e dunque calcio di punizione, ingenuità, leggerezza di Gaetano Musumeci, dunque calcio di punizione da posizione davvero invitante, proprio al limite dell'area di porta per l'Olimpia Verona, con Jorge Santos Rodriguez che andrà ad incaricarsi della battuta, vicino al punto di battuta anche Fabiano d'Oliveira Barreto, per tutti ovviamente Portuga. Si avvicina anche William Rocha, che sarà lui a toccare per Jorge Santos Rodriguez, pronto a calciare col mancino. Si attende il fischio dell'arbitro che arriva. Jorge Santos si alza, si avvicina João Carlos Tim, che va poi a neutralizzare, a deviare la conclusione in calcio d'angolo. Sfuma un'altra dunque importante occasione per l'Olimpia Verona, si resta sull'1-0. Jorge Santos ha ricevuto da William Rocha, ancora Jorge Santos, una serie di finte, la palla verso il secondo palo, leggermente fuori misura però per William Rocha, che aveva stretto, si era avvicinato al secondo palo, palla leggermente arretrata, non riesce a recuperare la posizione il numero 11 giallo-blu, e dunque rimessa laterale in zona difensiva per la Meta Catania Brico City. Gianluca Anderson si è alzato nuovamente a dare una mano ai suoi compagni in fase di possesso, grande giocata in posizione di pivot, a sfruttare il piede perno quasi con un movimento cestistico da parte di Anderson, che non trova però per questione di centimetri Musumeci sul secondo palo. Un'azione molto simile a quella del primo gol, una soluzione sempre dalla sinistra verso il secondo palo. Nell'occasione della rete del vantaggio, l'unica della gara, era stato Musumeci a proporsi come assist man, come rifinitore. Aveva concluso e finalizzato Samuele Di Conto. C'è stato poi un altro tentativo di Anderson, murato molto bene da Alessandro Fior. Cerca di alzare il proprio baricentro e di portarsi stabilmente nella metà campo giallo-blu la formazione etnea di Juanra Calvo. Gianluca Tim, giocatore di movimento aggiunto praticamente l'ex Monastir. Ancora Gianluca, ancora Tim. Possesso congelato con l'Olimpia che non cerca
di alzarsi più di tanto e di scoprirsi, visto che c'è un giocatore in più praticamente di movimento. Il portiere ancora Anderson, ancora verso il secondo palo, un pallone però questa volta decisamente irraggiungibile per Gaetano Musumeci, ridotte all'osso le variazioni sul quintetto di partenza da parte di Juan Ramon Calvo Rodriguez, diciamo per tutti guarda, tecnico spagnolo classe 82, anche se con una delle poche variazioni finora, forse l'unica finora proposta, l'unico ingresso dalla panchina anche solo per qualche minuto, Samuele Di Conto, è arrivato l'unico gol della gara. Portuga con il mancino, per soluzione abbastanza prevedibile e telefonata, ha respinto Gianluca e arriva in questo momento, chiamato da Luca Castagna, il primo time out del primo tempo al Pala Le Grazie, 27esima giornata, 12esima di ritorno della Serie A New Energy, a 6 minuti e 46 secondi dall'intervallo, prima sosta tecnica con la Meta Catania in vantaggio 1-0. Quadro della 27esima, 12esima di ritorno che si è aperto ieri con 3 anticipi, tutti davvero emozionanti all'insegna delle rimonte più o meno finalizzate e completate. L84 batte Active Network 5-4, 3-2 dello Sporting Sala Consilina sul Ciampino e 3-3 tra Momap Napoli e Fedi Eboli. Oggi il resto del programma con la gara appunto che vi stiamo raccontando, cominciata alle 17, alle 16 invece Olympus Roma Came Treviso con la capolista e già sicura del primo posto al termine della regular season che sta vincendo 3-1, e Savia Testa Mantova in vantaggio 5-3 a 2 minuti dal termine scusate, 10 minuti dal termine sull'Ital Service Pesaro. Alle 18 a completare il quadro Cosenza, Pirossigeno Cosenza, Fortitudo Pomezia. Alle 20:30 Eco City Genzano, Sandro Abate Avellino. Rientrano sul parquet le due squadre con Calvo che utilizza qualche secondo in più rispetto al collega, rispetto a Luca Castagna, per dare ulteriori direttive ai propri giocatori. Ora pronti a rientrare, si ripartirà con una rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona battuta da William Rocha. Jorge Santos Portuga. Ancora Jorge Santos all'indietro da William Rocha, allarga sulla destra per Portuga che prima osserva i compagni sulla sinistra, poi torna nuovamente sulla destra da Giannattasio. Jorge Santos lo attende Musumeci, cerca di partire nuovamente il 16 giallo-blu, palla dentro, non c'è nessun compagno pronto ad intervenire, non ci arriva William Rocha. Rivediamo la bella giocata da parte di Jorge Santos Rodriguez, praticamente dal corner, dall'altezza dell'incrocio delle righe sulla sinistra del fronte offensivo giallo-blu. Ha messo dentro un pallone che però non ha trovato alcun compagno pronto ad intervenire, né William Rocha né tantomeno Portuga. Si alza nuovamente João Tim che scavalca Portuga servendo Gianluca. Ancora il 7 in maglia bianca che allarga nuovamente sulla destra per Tim, che ha un po' di spazio, può andare direttamente alla conclusione. Il collega, l'altro estremo difensore Fior, bravo ad intervenire. Poi Tim, lo stesso Tim ormai fuori dalla propria area di porta, che va ad intervenire e a mettere il pallone in fallo laterale per fermare l'incedere di Jorge Santos Rodriguez, che riceve la rimessa laterale battuta da Dario Raffaele Giannattasio. Va da Portuga sulla sinistra, ancora in surplus il mago paulista che allarga sulla destra nuovamente da Jorge Santos, cerca di portarsi il pallone sul mancino, ha capito le sue intenzioni Anderson, recupera il pallone proprio lo spagnolo ex Fortitudo Pomezia. Ancora Portuga che allarga per Giannattasio, ha un po' di spazio al 17, Giannattasio con un destro che esce però poco potente, poco pericoloso per Tim, che poi cerca di rilanciare Gaetano Musumeci, anticipato dall'altro 11 in campo William Rocha. Sempre reattiva, sempre sul pezzo l'Olimpia Verona in questa gara finora, in questi 15 minuti poco meno di gioco. Poi prova l'assolo Portuga allungandosi il pallone, favorendo l'uscita di Tim che ha già fatto ripartire i compagni. Gianluca è già di là, Gianluca con il destro, una conclusione sporcata da William Rocha, sarà calcio d'angolo a 5 minuti e 9 secondi. Nel frattempo Voltarella che va a richiamare e a chiedere un gesto distensivo tra Jorge Santos e Anderson, gesto che prontamente arriva. Scambio di un 5-3-2, si può ripartire dunque. Ovviamente protagonisti di qualche scaramuccia, palla lontana Jorge Santos e Anderson
Gianluca con il destro di prima intenzione, attenzione a Giannattasio, la ruletta che favorisce poi l'inserimento da parte di William Roccia. Bella giocata sia difensiva che offensiva da parte di Dario Raffaele Giannattasio. William Roccia anticipato poi pallone in fallo laterale. Stiamo per entrare nell'ultimo quarto, siamo entrati in questo momento della prima frazione di gioco. Jorge Santos con il destro, Jorge Santos cerca l'imbucata, Portuga addirittura alle spalle di Tim a nascondersi dietro la difesa etnea. Non riesce però a controllare nel migliore dei modi, si trascina il pallone sul fondo e Mestieri comanda ovviamente la rimessa in gioco da parte di João Carlos Tim, che ha rilanciato Anderson all'indietro per Silvestri. Gianluca, il pressing di Portuga, costretto a tornare all'indietro da Tim, nuovamente da Anderson che cerca di destreggiarsi, di superare Giannattasio. L'ultimo tocco di Dario Raffaele Giannattasio, che chiedeva invece come la rimessa potesse essere giallo-blu. Non è dello stesso avviso ovviamente Voltarel. Tratterà dunque di rimessa in gioco per la meta Catania di Calvo con Gianluca. Nuovamente Voltarel a redarguire, a richiamare la calma Jorge Santos. Gianluca da Tim, ancora per il numero 7, ex tra le altre Sandro Abate Avellino, Napoli appunto e Real San Giuseppe, che scarabocchia un po' il tentativo di passaggio verso Anderson da Roccia. Ancora la giocata da parte questa volta di Jorge Santos Rodriguez, sempre uno dei più attivi, forse uno dei più brillanti in questo primo tempo per la formazione giallo-blu. Ha capito tutto e ha messo in fallo laterale dalla parte opposta del campo João Carlos Tim. Buona la sua copertura, la copertura della sua porta. Giannattasio, bella giocata, ancora Giannattasio, un po' di spazio, Portuga con la testa, non riesce a toccare quel tanto che basta per indirizzare alle spalle di Tim. Bella giocata a 3 tra Jorge Santos, Portuga e Giannattasio. Sulla rimpallo, dopo il tentativo di conclusione, palla nuovamente nella disponibilità dell'ex Pirossigeno Cosenza, che ha cercato di tornare da Portuga all'altezza del secondo palo con la testa. Il mago paulista non è riuscito però ad indirizzare alle spalle di Tim. Altra buona occasione, buona chance creata dall'Olimpia Verona, con il colpo di testa finito sul fondo. Jorge Santos all'indietro da William Roccia, ancora Roccia all'indietro, anzi verso Juani Claro, ora all'indietro da Jorge Santos Rodriguez. Ancora l'Olimpia che cerca di rientrare nel match, che la vede sempre sotto per 1-0. Jorge Santos, iniziativa prevedibile, fermata da Gaetano Musumeci e poi Gianluca che lotta, battaglia con Juani Claro. Prima cerca il servizio alla cieca verso il lato opposto del fronte offensivo etneo, poi un sombrero su Claro, troppo lungo, troppo lontano dalla propria disponibilità, e dunque azione che si perde nuovamente per la meta Catania. Portinari, William Roccia, ad attenderlo c'è proprio Gianluca, Barbieri Miotto, ancora William Roccia, e costretto poi a tornare all'indietro da Portinari che smista per Juani Claro verso Ugas in verticale. Non riesce a controllare il giocatore sardo, ha capito in anticipo le intenzioni del 19 Silvestri. Gianluca, proprio Silvestri, oggi capitano della formazione etnea, e nuovamente João Carlos Tim che si alza quasi nella metà campo offensiva. Musumeci allarga nuovamente da Tim, ancora da Musumeci, anzi no, ora sì, con qualche secondo di ritardo. Ancora Musumeci, bella sterzata, Musumeci con il destro, centrale ma insidiosa, una traiettoria indirizzata verso la porta e sotto la traversa. Alza in corner Alessandro Fior, calcio d'angolo dunque in favore della meta Catania a 2 minuti e 55 secondi dal termine del primo tempo. E ora la sosta tecnica avviene per la chiamata da parte di Juan Racalvo, e dunque ultimo time out di questo primo tempo, sempre con la meta Catania in vantaggio per 1-0, sempre per effetto della rete realizzata al minuto numero 9 di questa prima frazione di gioco da parte di Samuele Di Conto, che ha sfruttato un perfetto assist da parte di Gaetano Musumeci. Dunque dicevamo di una Serie A New Energy che lo scorso weekend è stata ferma per
lo svolgimento delle Final Four in Basilicata al Pala Ercole di Policoro, con le semifinali che hanno visto la vittoria del Momo Napoli sull'Eco City Genzano per 5-0 e il 3-2 dell'Olympus Roma sull'L84, e poi la finale di domenica scorsa con la vittoria della formazione di Colini nei partenopei su quella di Daniele Dorto per 6-3, e quindi Napoli Futsal, sponsorizzato da qualche settimana Momap, vincitore della Coppa Italia 2023-2024, a succedere dunque al Real San Giuseppe nell'albo d'oro del torneo. Rientrano in campo le due squadre con gli ultimi 2 minuti e 55 secondi da vivere ora, senza più time out a disposizione dei due tecnici, chiamato prima da Castagna e poi da Calvo, la propria disposizione. Calcio d'angolo dunque in favore della Meta Catania, con Gianluca pronto sul punto di battuta, all'indietro direttamente da Tim all'interno del cerchio di centrocampo, guadagna la metà campo offensiva, allarga sulla sinistra per Maurizio Silvestri. Gianluca ancora verso Tim, ancora Silvestri che cerca il movimento dei compagni, allarga sulla sinistra per Musumeci, ora Anderson che però va fuori misura da Gianluca, che gli andava incontro, praticamente veniva ad uscire dal blocco, ha cercato invece proprio il pallone verso la porta Anderson da Roccia Silva. Il lancio lungo poi di Portinari verso Ugas, fuori misura, palla direttamente da Tim che guadagna nuovamente metri, questa volta va a destra da Silvestri, sempre da Musumeci, palla dentro nel cuore dell'area, una sporcatura da parte di un difensore giallo-blu, con Anderson dunque costretto a perdere qualche metro e a tornare indietro da Silvestri. Ora Gianluca si difende bene, però l'Olimpia Verona chiude ogni linea di passaggio. Gianluca, attenzione all'imbucata per Anderson, Ugas che va a calciare direttamente dalla propria metà campo per cercare di sorprendere, di cogliere fuori dai pali Tim, che si era ovviamente alzato fin dentro la metà campo giallo-blu, invece rimane un po' in canna il colpo al giocatore sardo. Attenzione alla bella combinazione, Musumeci dopo aver ricevuto la splendida sponda volante da parte di Anderson, con il destro di prima intenzione sul fondo. Era rimasto immobile Fior, però probabilmente ha osservato il pallone uscire calcolando un po' la traiettoria, e poi il fallo di Silvestri, un po' ingenuo in questo caso ad andare ad abbattere Ugas. È solamente il terzo fallo della gara, il secondo della Meta Catania Brico City, uno invece commesso dall'Olimpia Verona, unico fallo che ha portato all'unico giallo di questa prima frazione di gioco, a cui mancano solo 91 secondi da giocare. Giallo estratto all'indirizzo di Jacopo Ugas. Abbastanza ingenuo il fallo di Silvestri proprio su Ugas, perché il giocatore ex Nuovo Comauto Pistoia spalla alla porta senza possibilità di girarsi, è proprio lui che va a partire, a calciare. Il giocatore che si alza sopra la traversa di Tim, che non deve intervenire, non deve toccare. Sarà dunque rinvio dal fondo. Per il portiere classe 95, dicevamo lo scorso anno al 360 GG Monastir, con una rete realizzata tra l'altro, tra le altre anche ex Caos Petrarca, Aniene e CDM, ex Sampdoria Futsal. Rimessa laterale in favore dell'Olimpia Verona, che è già rientrata nel possesso del pallone, cercherà di sfruttare questi ultimi 80 secondi di primo tempo per tornare in parità, per trovare un gol che sarebbe anche meritato, uno svantaggio immeritato ai punti in questo momento per l'Olimpia Verona per quanto visto nel corso della prima frazione di gioco. Attenzione a William Roccia, un destro facilmente disinnescato dalla difesa della Meta Catania. È proprio William Roccia che poi prontamente va a recuperare la propria posizione in zona difensiva e ad anticipare Musumeci. Cercava di raggiungere il lancio lungo con le mani direttamente dal proprio portiere Tim. Rimessa laterale in zona offensiva ora dal lato sinistro del fronte d'attacco etneo per la Meta Catania, con Silvestri che va a mettere dentro per Gaetano Musumeci, che va un po' a scarabocchiare la conclusione, a svirgolare il destro volante.
E dunque Olimpia nuovamente in zona offensiva, Ugas che cerca di saltare Silvestri che gli tocca il pallone con buon tempismo, lo mette fuori proprio all'altezza del tavolo del crono. Portinari con Ugas, attenzione all'intervento da parte di Silvestri che va a toccarlo in ritardo, va a toccare Jacopo Ugas in modo involontario ma comunque falloso, secondo fallo consecutivo da parte di Silvestri sempre ai danni di Jacopo Ugas. Chiede nuovamente scusa il capitano rossazzurro, rivediamo il replay, cercava di chiudere il triangolo, il dai e vai con Pietro Portinari, Jacopo Ugas. Arriva dunque il terzo fallo della Meta Catania, che se mancano solamente 39 secondi non dovrebbe correre il rischio di concedere tiro libero. Squadra di Calvo, Ugas da William Roccia, ultimi 35 secondi per tornare in parità per Olimpia Verona. Portinari cerca l'imbucata per Claro, la deviazione, palla che si impenna poi con la testa Silvestri a metterla in fallo laterale. William Roccia all'indietro da Juani Claro, su di lui si alza in pressione Anderson, allarga sulla destra per Ugas, ancora Ugas, si stanno però per esaurire i secondi a disposizione dell'Olimpia con ancora il giocatore nativo di Cagliari che cerca lo spazio giusto, va a congelare quasi il possesso tra i propri piedi, poi preferisce andare con l'esterno da Portinari. Juani Claro, si chiudono su due giocatori, si esaurirà probabilmente qui con Olimpia Verona che non ha sfruttato nel migliore dei modi il tempo a propria disposizione. Ci prova quantomeno dalla lunga distanza Pietro Portinari con un destro bloccato da Joao Carlos Tim e suona la sirena su questo tentativo del classe 2003 giallo-blu con la Meta Catania Brico City che chiude il primo tempo in vantaggio al Pala alle Grazie sull'Olimpia Verona per effetto della rete realizzata al 9° minuto da Samuele Di Conto. A tra poco per la ripresa, sempre qui, sempre dal Pala alle Grazie, sempre su Futsal TV.
Bentornati dal Pala Le Grazie di Verona, dove Verona e Meta Catania Brico City hanno fatto il proprio rientro sul parquet per dare il via alla ripresa delle operazioni. 27esima giornata, 12esima di ritorno, quarto ultimo turno della Serie A New Energy. Primo tempo concluso con il vantaggio esterno della formazione di Juan Calvo, prefetto della rete realizzata al minuto numero 9 da Samuele Di Conto, e dunque vantaggio da conservare e magari da aumentare nel corso della ripresa da parte della formazione etnea del tecnico spagnolo, con un Olimpia Verona che però nel primo tempo non è affatto sfigurato, anzi meritava forse qualcosa in più la squadra di Luca Castagna. Comunque risultato ancora da recuperare, recuperabile per la squadra scaligera, retrocessa ormai dallo scorso 12 marzo matematicamente, anche se con un solo punto rimediato fin qui. La matematica era solo questione appunto di ore, di giorni. Subito la prima giocata, attenzione a Gianluca, esce molto bene Alessandro Mazzoni, che ha avvicendato, ha sostituito Alessandro Fior, impegnato nel corso del primo tempo da titolare. Avvicinamento dunque deciso da Luca Castagna e dal tecnico, dal preparatore dei portieri giallo-blu Antonio Sergio. Subito bravo Mazzoni ad uscire in modo molto tempestivo, molto puntuale per fermare l'azione di Maurizio Silvestri. Lotta Gaetano Musumeci che va a conquistare con caparbietà la rimessa laterale di cui si incaricherà Gianluca Barbieri Miotto, che allarga direttamente sulla sinistra per Silvestri. Si alza nuovamente, come visto per tutto il corso del primo tempo, team Silvestri, Gianluca. Dicevamo ridottissime le rotazioni a disposizione di Juan Calvo, che oggi deve rinunciare a tantissimi giocatori, praticamente a 7 giocatori, diciamo più uno, con Boccan, Salamone, Carmelo Musumeci, Podda, Tornatore, Turmena e Raul Roccia indisponibili, non iscritti nemmeno in distinta. Iscritto probabilmente per onor di firma, giusto così per fare presenza, Giovanni Pulvirenti. Non avevamo ancora visto impiegato nel corso del primo tempo, era dato infatti in non perfette condizioni fisiche alla vigilia. E dunque praticamente 6 giocatori utilizzati fin qui da Juan Calvo. Nel frattempo ci prova con un sinistro troppo stretto che si perde sul fondo Silvestri. Diciamo praticamente 6 giocatori impiegati dal tecnico spagnolo classe 82, che ha vinto tutto in Ungheria da allenatore con l'Aladas, ha vinto tutto anche in Spagna, in patria da giocatore, su tutti l'Europeo del 2010 appunto con la maglia delle Furie Rosse spagnole. Dicevamo dunque 6 giocatori utilizzati, l'unico inserito dalla panchina per pochi secondi perché poi è stato costretto ad uscire per un colpo ricevuto per problemi fisici, è stato Samuele Di Conto, autore dell'unico gol. William Roccia, Giannattasio, Jorge Santos cerca di puntare, cerca di portarsi il pallone sul mancino, lo fa, ferma tutto con la solita puntualità e la solita tempestività team. La palla poi è lunga, grande precisione nel lancio e grande gittata con le mani da parte del portiere brasiliano classe 95. Lancio però non controllato da Musumeci, si torna di là con Jorge Santos in surplus, palla messa dentro con il mancino, rischia tantissimo, rischia l'autogol Anderson, che va a deviare per sua fortuna solamente in calcio d'angolo. Era già stato messo fuori causa dal mancino in diagonale di Jorge Santos. Team che viene ora superato da Portuga al terzo minuto della ripresa. Ha meritatamente pareggiato l'Olimpia Verona, ha pareggiato con il mago Portuga 1-1. Rivediamo il replay offertoci dalla regia sempre puntuale di Filippo Piovesan, il mancino da fuori di Giannattasio. Bravo ancora team a disinnescare la conclusione del 17 giallo-blu. Questa volta però anche molto sfortunato l'estremo difensore brasiliano, perché va a colpire praticamente quasi un inconsapevole Portuga, che va a mettere quasi involontariamente alle spalle del portiere etneo il gol dell'1-1. Vantaggio, scusate, pareggio meritato per l'Olimpia Verona per quanto visto nel corso del primo tempo. Pareggio che premia gli sforzi della formazione di Luca Castagna, che proprio su questo parquet, su quello del Pala Le Grazie, ha ottenuto lo scorso 23 dicembre l'unico punto del proprio campionato, 2-2, colto in extremis a pochi secondi dalla sirena finale contro
la Camme Treviso. Portuga, proprio il giocatore che ha realizzato il gol del pari, fallo di mano da parte di Giannattasio, un po' di urla poi eccessive visto la portata del fallo all'indirizzo dell'arbitro Voltarel. Diamo nuovamente lettura della terna arbitrale quest'oggi presente al Palazzetto Le Grazie di Verona. Stefano Mestieri di Finale Emilia il primo arbitro, il secondo invece Giacomo Voltarel della sezione AIA di Treviso, al crono Elena Lunardi, anche lei veneta, di Padova. Giannattasio, William Roccia, di nuovo all'indietro dal ex Pirossigeno Cosenza, bella imbucata per Portuga che controlla bene, spalla alla porta, poi va all'indietro da Jorge Santos, gioca bene l'Olimpia Verona ora in questo momento, galvanizzata anche dal meritato pareggio ottenuto. Siamo entrati nel quarto minuto della ripresa, Jorge Santos sfrutta il blocco da parte di William Roccia, poi colpito duro il tentativo da parte di Jorge Santos, ha allontanato Tim, ha già ribaltato l'azione, attenzione a Silvestri, spinto alle spalle da Giannattasio, ancora Silvestri, palo clamoroso e poi Mazzoni che evita lo sfortunatissimo autogol, stava per realizzare il più classico degli autogol, nel frattempo è stato ammonito, viene ammonito Giannattasio, decisione forse un po' troppo severa da parte di Voltarel, c'è stata però una spinta da parte del giocatore appunto nativo di Solofra in provincia di Avellino, classe 98, che ha spinto alle spalle Silvestri, che poi è riuscito comunque a restare in piedi, a concludere l'azione, conclusa proprio da un suo tentativo terminato sulla base del palo, carambola poi sui piedi, se non vado errato, di Mazzoni, che stava per trovare una sfortunatissima autorete, è riuscito però a bloccare la traiettoria del tiro proprio all'altezza della linea di porta e dunque si resta sull'1-1, vicina però al nuovo vantaggio la meta Catania. Anderson, all'indietro proprio da Silvestri che ha sfiorato in precedenza il gol. Attenzione a Anderson che si gira molto bene, calcia potentissimo, una potenza veramente notevole quella del destro del numero 27, nuovo arrivo della scorsa estate della società dei presidenti, dei soci Salvatore Marletta ed Enrico Musumeci. Palla però che si è persa alta sulla traversa, dicevamo di Anderson da Roccia Silvasoi, a segno in questa stagione finora 4 volte. Prima esperienza nel nostro paese per lui, è arrivato appunto la scorsa estate in Brasile, invece diverse esperienze, diverse maglie indossate. Subito Gaetano Musumeci, servito da Gianluca, ha già ribaltato l'azione dunque la meta Catania dopo aver recuperato palla. Musumeci da Anderson che va ora nuovamente a coinvolgere Tim, che si alza, guadagna metri, si porta proprio all'ingresso del cerchio centrale del campo, come visto per quasi tutto il primo tempo. Gianluca, nuovamente da Tim, osserva il posizionamento dei compagni, il 18 rossazzurro in maglia nera di portiere oggi. Ancora Tim con un passaggio molto rischioso verso Silvestri, ha messo una pezza, una zampata a Portuga che però non è riuscito a ottimizzare, a perfezionare il recupero palla, semplicemente messo in fallo laterale. Si alza la pressione poi proprio di Portuga, recupera palla, ancora Portuga, attenzione, un po' di spazio, la palla verso Portinari, Portinari sterza e perde poi palla, anche se è bravo a tornare all'indietro e a tenere il possesso palla ancora a disposizione giallo-blu, andando da Claro che va a tenere la palla con Ugas, palla un po' debole però, ha intercettato Silvestri, è proprio Ugas però che ne ferma l'incedere, va a rimediare del proprio errore in precedenza. Bravissimo Tim, sempre con grande capacità tecnica verso Anderson, bravo poi Portinari, bella fase della gara, un po' disordinata, un po' confusa, ma comunque dal grande ritmo e con diversi capovolgimenti di fronte da una parte e dall'altra. Attenzione a Gianluca, ha un po' di spazio, Gianluca fermato molto bene da Juani Claro, riesce comunque a recuperare la palla vagante Anderson. Portuga toccato forse fallosamente alle spalle da Musumeci, non c'è alcun fallo secondo gli arbitri. Si torna dunque da Silvestri e poi da Gianluca e ora nuovamente da Tim. 14 minuti e 15 secondi, si sta per esaurire il sesto minuto della ripresa al Pala Le Grazie, sempre 1-1 nel primo tempo di conto. Nella ripresa il pareggio di Portuga, il fallo ora di Claro netto su Gianluca, ancora in scivolata Claro, a palla ormai diciamo ferma, a gioco fermo per il fischio di Mestieri che va prontamente ad estrarre il cartellino giallo e a mostrarlo a
Juan Ignacio Claro, giocatore argentino arrivato lo scorso gennaio dal team lussemburghese del Differdange. In Italia aveva già militato con Arzignano, Civitella, Active Network e Bernalda. Il fallo da parte di Juan Ignacio Claro, che è il terzo ammonito della gara, tutti giallo-blu. Nel primo tempo Ugas, nella ripresa ora Juan Claro, in precedenza anche Dario Raffaele Giannattasio. Calcio di punizione che andrà a calciare Gianluca, che allarga verso il numero 77, appena entrato sul parquet nuovamente Samuele Di Conto, che è l'unico giocatore praticamente. Attenzione, il tentativo di Silvestri messo fuori da Mazzoni. Siamo Di Conto, unico giocatore inserito dalla panchina da Claro, inserito nelle rotazioni in aggiunta al quintetto di partenza, e unico giocatore della Meta Catania a segno in questa gara fin qui. Questi primi 26 minuti, poco più di gioco effettivo, ne mancano 13:45 al termine. Silvestri, ha un po' di spazio Silvestri, c'è stata probabilmente una deviazione, si consultano a distanza con lo sguardo Mestieri e Voltarell, indicano il corner, c'è stata una deviazione sul tiro del capitano rossazzurro, vicino dunque al vantaggio nuovamente la squadra etnea. È rientrato sul parquet anche Federico Nardi, visto per pochi sprazzi di primo tempo sul parquet. Perde palla però Silvestri, cercando di servire un compagno, ha preferito metterla fuori praticamente per evitare il recupero palla sulla pressione giallo-blu. Ugas ha ricevuto da William Roccia, fa nuovamente partire il proprio movimento, la propria azione personale, ha toccato il pallone Musumeci, non c'è fallo. Silvestri dall'altra parte prova il destro in diagonale, ha capito le sue intenzioni William Roccia, che ha respinto la conclusione. Nel frattempo Voltarell va a richiamare, ad invitare alla calma Jacopo Ugas, che forse si è lamentato un po' troppo animatamente con il direttore di gara della sezione di Treviso. Il grande tiro con il destro da parte di Gianluca di prima intenzione, avendo ricevuto il pallone da Di Conto direttamente dalla rimessa laterale. Bella conclusione del numero 7 ex Real San Giuseppe, ha toccato prima un difensore giallo-blu se non vado errato, e poi anche sicuramente Mazzoni a mettere sopra la traversa. Bravo Mazzoni poi ad anticipare Silvestri, che era tutto solo sul secondo palo. Ugas ancora, non riesce però in scivolata nell'estremo tentativo di indirizzare verso la porta di Tim, che può uscire protetto anche dal abile lavoro difensivo in ripiegamento e in copertura da parte di Gianluca. Dall'altra parte Musumeci perde palla, perde praticamente la sedia. Attenzione a Juan Claro ha un po' di spazio. Claro supera Tim, ma viene salvato l'estremo difensore brasiliano da Di Conto. Decisivo dunque nel primo tempo da una parte in zona offensiva con il gol del momentaneo vantaggio etneo, ora anche in fase difensiva con questo gol salvato sul tiro di Claro, anche se probabilmente il tiro era diretto fuori. Ancora Roccia, William Roccia, un tiro questa volta con poca luce, poco spazio a disposizione, da posizione troppo defilata. Non è intervenuto questa volta, non ha deviato Tim, palla che si è persa direttamente senza alcuna deviazione sull'esterno della rete. Gianluca allarga per Silvestri, ancora il capitano rossazzurro per il numero 7. Lo scambio tra i due, 12 minuti e 18 secondi, 1-1. Però un risultato molto in bilico, sempre sul filo del rasoio, sul filo dell'equilibrio la gara, con diverse occasioni da una parte e dall'altra, con un Olimpia Verona che dopo aver ottenuto il pareggio non sta a guardare. Ci prova Gaetano Musumeci sulla corta respinta di Jorge Santos di testa, aveva recuperato la palla vagante il numero 11, classe 98, ex Acireale, ammonito poi per proteste Jorge Santos. Inflessibile Mestieri ad estrarre il giallo, il quarto cartellino giallo della gara, tutti e quattro di colore giallo-blu. Ugas, Giannattasio, Claro e ora Jorge Santos. Ancora immacolato il tabellino, il taccuino per quanto riguarda i colori rossazzurri, che comunque con le squalifiche hanno un conto aperto, con Boccaun, Salamone espulsi nella gara contro l'Eco City Genzano e ammoniti da
diffidati anche Carmelo Musumeci e Podda, davvero assenze pesanti per la squadra di Juan Ramon Calvo Rodriguez. Sta davvero pagando oggi in questa sfida le tante assenze di peso. Recupera bene palla Nardi, recupera poi Jorge Santos che va a portare il pallone di là. È intervenuto però Gianluca, riparte Di Conto ancora con l'aiuto di Gianluca che punta William Roccia che lo ferma, recupera palla Di Conto verso Silvestri, ancora Silvestri, ignora Di Conto sulla destra, prova direttamente la conclusione verso i pali di Mazzoni, ha respinto Jorge Santos in fallo laterale in zona offensiva sulla tre quarti di campo, lato destro del fronte offensivo rossazzurro. Di Conto direttamente all'indietro del play aggiunto team, per il play aggiunto team. Gianluca, ancora team. Musumeci va da Silvestri, lo fa girare William Roccia, Silvestri verso Di Conto che non riesce a deviare nel migliore dei modi il servizio del compagno. Bravo Silvestri a destreggiarsi, a lasciare sul posto William Roccia muovendosi bene, spalla alla porta con una veloce Veronica. Bravo anche a servire Di Conto sul secondo palo, non è riuscito però a deviare nel migliore dei modi con la miglior coordinazione possibile il giovanissimo classe 2004. Bravo ora a respingere la conclusione tentata da Pietro Portinari. Tra 56 secondi saremo alla metà esatta del secondo tempo, a tre quarti gara. Il punteggio dice sempre Olimpia Verona 1, Portuga, Meta Catania Brico City 1, Di Conto. Claro, da Pietro Portinari, ancora dall'argentino che rimane da solo, è costretto praticamente ad allontanare il pallone sulla pressione di Anderson, tutti lontani i suoi compagni. William Roccia stava arrivando a dargli una mano, ma era forse troppo tardi. Ha messo fuori il pallone Juani Claro proprio verso il giocatore con la maglia numero 11, che però non è riuscito a entrare in possesso palla prima che questa superasse la linea laterale del campo. Ancora team, ancora il portiere Teneo ad alzarsi nella metà campo giallo-blu, ad imbucare per Gianluca, bravo a sterzare, palla verso Silvestri che guadagna qualche metro, forse perde l'attimo perfetto, propizio per la battuta a rete. Si alza su di lui in pressione Portinari e va a respingere la conclusione. Ancora team, tutti fermi i suoi compagni, anche gli avversari che non alzano troppo la pressione, visto appunto la situazione praticamente di power play con team che funge praticamente da portiere di movimento. Bravo Portinari in pressione regolare senza commettere fallo su Gianluca, forzando dunque la perdita del pallone per la squadra ospite. William Roccia all'indietro da Juani Claro, Mazzoni, il lancio lungo proprio verso Portinari, bravissimo ad anticipare Gianluca, a controllare anche molto bene il pallone, cerca poi con la suola di evitare la pressione da parte di Maurizio Silvestri, che gli tocca il pallone in fallo laterale. Claro, Portuga, ancora Portuga che si accentra, Portuga un po' di spazio, Portuga con il destro ce l'aveva lo spazio buono, l'ha perso forse proprio sul finale della propria azione con Anderson che gli ha toccato il pallone che poi si è diretto scialbo dalle parti di team. Attenzione ancora a Portinari che va a colpire in pieno Silvestri, ancora Silvestri ad allontanare il pallone, a colpire quasi la cronometrista Elena Lunardi. Altra occasione importante per l'Olimpia Verona con Portinari che sembrava avere lo spazio giusto per andare a calciare alle parti di team. L'ha fatto, ma forse anche lui un po' troppo tardi come Portuga pochissimi secondi prima. La respinta da parte di Silvestri in due occasioni, prima sul tiro e poi sulla palla vagante allontanando la minaccia. 8 minuti e 55 secondi ancora da giocare al Palla Le Grazie, sempre 1-1 tra Olimpia Verona e Meta Catania Brico City. Portuga finta il tiro col destro, sterza e si porta sul sinistro, bel duetto con Giannattasio, ha capito tutto però Silvestri che ha fatto già ripartire l'azione, il dribbling di Musumeci, attenzione 2 contro 1, Musumeci che calcia in diagonale, la respinta da parte di Giannattasio, chiedono il fallo di mano, un tocco con il braccio da parte del 17 giallo-blu, i giocatori di Calvo.
non sono dello stesso avviso gli arbitri, non sembrava esserci alcun tocco da parte del 17 giallo-blu. Ancora Portinari che ha preso davvero grande fiducia, grande confidenza negli ultimi minuti di gioco. Giannattasio con la suola proprio verso l'ex Arzignano, ancora l'ex Cosenza, bello scambio, Portinari colpisce in pieno team, splendido scambio, splendido dai e vai, davvero di pregevole fattura tra Portinari e Giannattasio. E poi la conclusione del numero 6 giallo-blu, respinta da team. Giannattasio questa volta esagera un po', troppo potente il suo tentativo di verticalizzazione di imbucata per Portuga. Rientra Emanuele Fiore, l'ex Casali del Manco, arrivato dalla formazione calabrese di Serie B lo scorso gennaio, lo stesso giorno praticamente di Juan Ignacio Claro, prima dell'ultima gara del mese di gennaio contro l'Eco City Genzano. Anderson, su di lui in pressione Giannattasio, riesce a fermarlo il 17 nonostante l'evidente netto mismatch fisico. Attenzione a Portuga, grande lotta in scivolata Silvestri, riesce comunque a tenere il pallone il mago paulista Mazzoni che gioca verso Emanuele Fiore. Ancora il tentativo di dribbling da parte di Fiore su Silvestri, riesce però ad indirizzarlo verso l'esterno del campo, verso l'uscita dal campo. Entra nel frattempo nuovamente Samuele Di Conto che va a sostituire Silvestri, che ha bisogno di qualche secondo di riposo. Musumeci, Gianluca, Anderson e Di Conto in questo momento sul parquet, oltre a Tim per Calvo. Per Castagna invece Mazzoni, che in primo tempo ha giocato Fior, avvicendamento tra i portieri all'intervallo. Ugas, Giannattasio, Portuga e Fiore. È proprio Portuga a cercare la verticalizzazione in banda per Fiore. Il tocco di Musumeci mette il pallone in fallo laterale. Ancora Portuga, il lancio a favorire lo scatto di Ugas, grande aggancio da parte dell'ex Novacom Auto Pistoia. Rinviene su di lui Gianluca a mettere il pallone in fallo laterale. Ancora lo scambio tra Ugas e Giannattasio, la palla per Portuga, bel dribbling, ancora Portuga, palla verso Ugas, ha un po' di spazio, Ugas cerca di destreggiarsi, il fallo portato a casa anche con un po' di mestiere da parte di Gianluca e poi ammonito per proteste Musumeci. Il fallo sembrava di Gianluca, quindi o è un errore da parte di Voltarella di ammonire Musumeci per il fallo che era stato commesso da Gianluca, o si tratta di ammonizione per proteste, che in tal caso sembrerebbe alquanto severa. Tant'è, si tratta del primo cartellino giallo per la formazione di Calvo dopo i 4 sventolati all'indirizzo di giocatori giallo-blu. Calcio di punizione da posizione più che invitante, più che interessante per l'Olimpia Verona, con Jorge Santos sul punto di battuta. Andrà lui, che su questo stesso parquet ha realizzato uno dei suoi 6 gol stagionali proprio su calcio di punizione, inutile ai fini del risultato finale contro la Fortitudo Pomezia, gol dell'ex tra l'altro. Match poi deciso dalla doppietta di Micar Laubo lo scorso 7 gennaio, 2-1 la formazione laziale. Parte Jorge Santos che preferisce andare dentro, ancora Jorge Santos sulla palla vagante, un po' discutibile la soluzione da parte del giocatore spagnolo. Tim poi costretto ad allontanare alla belle meglio il pallone sulla pressione davvero insidiosa da parte di Jacopo Ugas. Mancano 6 minuti e 37 secondi, sempre 1-1 al Palla Le Grazie tra Olimpia Verona e Meta Catania Brico City. Meta Catania che cerca punti per continuare a stazionare nelle zone alte di classifica, soprattutto punti preziosi, visto in virtù della grande emergenza e della tante assenze di questo sabato, mentre invece l'Olimpia che cerca di chiudere la stagione in queste ultime 4 partite in modo più che onorevole. Nel frattempo il fallo di Ugas che rischia un po' il fallo lì dietro e c'è il secondo cartellino giallo per Jacopo Ugas, verrà quindi espulso. 2 minuti da disputare in inferiorità numerica per l'Olimpia Verona, cartellino rosso per Jacopo Ugas. La palla persa dell'Olimpia Verona, si lancia verso la metacampo giallo-blu di Gianluca, toccato alle spalle da dietro da Jacopo Ugas, giallo che ci sta tutto. E quindi secondo cartellino giallo per il
calcettista sardo, che termina anzitempo la propria partita, 6 minuti e 14 secondi dalla sirena finale, e per 2 minuti massimo l'Olimpia Verona sarà costretta a giocare in inferiorità numerica in 4 contro 5. Dovrà fronteggiare dunque gli attacchi del Meta Catania in inferiorità numerica, con un uomo in meno sul campo proprio per effetto dell'espulsione di Ugas, prima di poter reinserire un giocatore dalla panchina. Castagna dunque a dare le indicazioni ai propri giocatori per resistere in questi prossimi 120 secondi che partono da ora, da 6 minuti e 14 secondi totali al termine del match. Silvestri, Musumeci in difesa dunque della porta di Mazzoni, Claro, Giannattasio e William Roccia. Silvestri, Musumeci, ancora Silvestri, cercano di disorientare, di portare fuori posizione Giannattasio, un po' di spazio Silvestri che va a calciare, bravo Claro. Sono passati i primi 30 secondi, c'è ancora molto da resistere per l'Olimpia Verona, però siamo espulso Jacopo Ugas a 6 minuti e 14 secondi dal termine del secondo tempo, dunque della gara. Gianluca, palla verso Anderson, ancora Giannattasio in pressione, Anderson calcia addosso a William Roccia, ancora Gianluca, la pressione dell'Olimpia Verona che sta portando finora buoni frutti, grande parata di Mazzoni su Anderson, ancora Anderson ha respinto Claro, palla rimasta poi nelle sue disponibilità, allontana proprio il giocatore argentino, colpito nelle parti basse, al basso ventre, una zona molto dolorosa del corpo, dalla conclusione di Anderson, che prima ci ha provato e ha messo a dura prova, assaggiato i riflessi di Mazzoni, che ha risposto presente. Poi bravissimo anche Claro ad immolarsi sulla seconda conclusione, sul secondo tentativo di Anderson da Roccia Silvasoi. E poi allontanato Claro, 5 minuti e 19 secondi dal termine della gara, poco meno di un minuto trascorso in inferiorità numerica dall'Olimpia Verona dopo l'espulsione di Jacopo Ugas, per l'esattezza 55 secondi, dunque ancora 1 minuto e 5 secondi da resistere in inferiorità numerica per la squadra di Castagna. Time out chiamato proprio da Castagna, prima sospensione tecnica di questo secondo tempo, chiamata dal tecnico gialloblu a 5 minuti e 19 secondi. Diciamo di questo 27esimo turno che si è aperto ieri con le vittorie dell'L84 sull'Active Network, dello Sporting Sala Consilina sul Ciampino Futsal, il pareggio tra Momap Napoli e Fogli di Eboli. Oggi il quadro prima di questa sfida tra Olimpia Verona e Meta Catania si è aperto alle 16 con le vittorie del Savia Testa Mantova sul Little Service Pesaro 8-4 e Savia Testa Mantova che aggancia al penultimo posto a cavallo tra la zona play-out e la zona della retrocessione diretta il Ciampino a quota 18. Vittoria anche 3-1 del capolista e già sicuro del primo posto Olympus Roma sulla Came Treviso alle 18. Cominciata anche Pirossigeno Cosenza Fortitudo Pomezia con risultato di 2-1 per ora per la squadra di casa. Alle 20:30 chiuderanno Genzano e Came Treviso, anzi scusate, Eco City Genzano e Sandro Abate-Avellino. Nel frattempo va ad esaurirsi l'azione della Meta Catania nuovamente, ancora poco più di 45 secondi, grande parata di Mazzoni, splendido intervento dell'estremo difensore giallo-blu classe 2001 sul tentativo in diagonale di Gianluca. Nuovamente davanti la Meta Catania, la palla cercata da Silvestri verso Gianluca, recuperata da Di Conto, ancora Silvestri, ha un po' di spazio, Silvestri, ancora Mazzoni che deve ora allontanare, lo fa però colpendo il sostegno, il soffitto praticamente del Palla alle Grazie, concedendo dunque la rimessa laterale in zona offensiva alla Meta Catania. Non ha allontanato di troppo la minaccia, ma poco cambia perché sarebbe arrivata di nuovo in posizione la Meta Catania nel giro di pochi secondi. Ancora Di Conto che calcia da posizione defilata senza inquadrare stavolta lo specchio della porta, senza centrare la doppietta personale. Davvero strepitoso in precedenza Mazzoni
a deviare, a mettere in corner. La conclusione pericolosissima, insidiosa, potente, ben indirizzata da parte di Gianluca Barbieri Miotto. Poi bravo anche come senso della posizione, ben piazzato a respingere il tentativo, stavolta centrale però, di Silvestri. Ancora Silvestri, ancora Gianluca, ultimi 10 secondi per l'Olimpia di Resistenza. Musumeci torna all'indietro, poi verso Silvestri, costretto a tornare all'indietro, ancora pochissimi secondi, può rientrare Jorge Santos. Gianluca spara fuori questa volta, ancora in diagonale, ancora con il destro, dalla stessa posizione praticamente, ma questa volta senza inquadrare lo specchio della porta, difesa da Alessandro Mazzoni, e con l'ingresso in questo momento di Jorge Santos Rodriguez a 4 minuti e 14 secondi dal termine del match. Si esauriscono i 120 secondi di inferiorità numerica portati positivamente a compimento dall'Olimpia Verona, che ha resistito, ha tenuto l'1-1. Rientra anche Portuga per Giannattasio e dunque 5 contro 5 di nuovo, parità numerica ristabilita dopo i 2 minuti successivi all'espulsione di Jacopo Ugas per doppia ammonizione. Jorge Santos scodella il pallone lungo da Portuga, che aggancia molto bene. Chiedono il fallo di mano da parte di Silvestri, giocatore gialloblu, è proprio Silvestri che si porta in zona offensiva, calcia in diagonale col mancino, ha respinto Claro e ha messo in calcio d'angolo. 3 minuti e 30 secondi ultimi, 210 secondi da vivere tutti d'un fiato al Pala Le Grazie, anche se c'è, se non vado errato, un'altra sospensione tecnica a disposizione di Calvo. Il lancio lungo, rivediamo dalla riproposizione rallentata il lancio di Jorge Santos in profondità, una palla scodellata, scavata verso Portuga, che era fuggito alle spalle della difesa etnea, alle spalle di Silvestri nella fattispecie, e il tocco del capitano rossazzurro, probabilmente con un braccio, non chiarisce in via definitiva il replay, anche se c'è più di qualche sospetto, tant'è né Mestieri né Voltarelli sono intervenuti. E dall'altra parte il tiro al volo di prima intenzione di Gianluca sul corner battuto proprio da Maurizio Silvestri. Ecco qui, ora sì, c'è il secondo time out, questa volta chiamato da Juan Ramon Calvo Rodriguez, per tutti Juanra, il tecnico appunto, dicevamo, spagnolo classe 82, e a 3 minuti e 26 secondi dal termine del match il secondo ed ultimo time out tecnico della ripresa, l'ultima sospensione prima di vivere tutti d'un fiato gli ultimi appunto 3 minuti e 26 secondi. 1-1, abbiamo detto dunque del quadro della giornata, della 27esima, quart'ultima giornata di Serie A Energy. Il prossimo turno, la 28esima, 13esima di ritorno, terzultima totale di regular season, venerdì prossimo 5 aprile, Meta Catania che ospiterà al Pala Catania la Piero Sigeno Cosenza alle ore 20:30. Olimpia Verona che sarà invece ospite della Came Treviso sabato 6 aprile alle ore 18:30, appunto come detto in precedenza in fase di telecronaca. Olimpia Verona che andrà a giocare dunque sul campo dell'unica squadra contro cui è riuscita ad ottenere un punto finora in questa stagione, lo scorso 23 dicembre, proprio sul parquet del Pala Le Grazie. E ora squadra di Luca Castagna vicina ad ottenere il secondo punto del proprio campionato a 3 minuti e 20 secondi dal traguardo del secondo pareggio, anche se è già arrivata la retrocessione matematica dopo la sconfitta del Pala GSM Haim dello scorso 12 marzo contro l'Ital Service Pesaro. La squadra di Castagna sta chiudendo, o almeno sta portando avanti in modo più che onorevole, a testa altissima, il proprio campionato. Palla che si è persa in fallo laterale, l'ultimo tocco è stato di Jorge Santos Rodriguez, rimessa laterale, la battuta da Di Conto, ancora verso Tim, come se giocasse col portiere di movimento, quasi. La Meta Catania è proprio Gianluca che chiama il proprio estremo difensore ad alzarsi alla sua altezza, sulla sua stessa linea. Gran palla verso Di Conto, Di Conto va dentro anziché andare verso la porta, era, è vero, in posizione defilata e con Mazzoni che gli chiudeva bene lo specchio della porta, non è andato però a calciare direttamente verso la porta. Di Conto, gran palla davvero illuminante da parte di Gianluca a tagliare in due la difesa giallo-blu.
2 minuti e 44, Meta Catania che prende possesso della metacampo giallo-blu. Silvestri all'indietro nuovamente dal brasiliano classe 90 verso un altro brasiliano, Tim. 2 minuti e mezzo, 150 secondi, tutti da vivere, sempre ovviamente su Futsal TV. Tim. Gianluca, si alza in pressione su di lui Portuga, trova bene Anderson, attenzione a Silvestri che calcia, immobile stavolta Mazzoni, non inquadra per pochissimo lo specchio della porta il capitano etneo. Si esaurisce dunque, sfuma un'altra occasione per la squadra di Juan Racalvo, vicina nuovamente al gol del vantaggio. 2 minuti e 19 secondi, sempre 1-1, Mazzoni per Claro e ora Jorge Santos, ancora l'ex di Fernange, ora l'ex Fortitudo Pomezia che guadagna la metacampo offensiva, va da Portuga, buon movimento, spalla alla porta, si allunga però poi troppo il pallone, bravo Silvestri a togliergli l'occasione, l'opportunità, la possibilità di portarsi verso la porta di Tim nonostante il buon movimento da pivot. Anderson, anche lui in posizione di centrale offensivo verso Di Conto che salta Jorge Santos che cerca di fermarlo, lo fa in modo regolare permettendo al pallone di uscire. Verrà ora ammonito Samuele Di Conto per comportamento non regolamentare, per non aver rispettato la corretta distanza dal punto di battuta della rimessa laterale da parte di Jorge Santos Rodriguez che cercava di procedere velocemente alla battuta della rimessa laterale. 1 minuto e 48 secondi, 2 gialli anche dunque per la Meta Catania. Dopo Gianluca, anzi dopo Musumeci anche Samuele Di Conto, 5 in totale i cartellini gialli estratti invece verso giocatori dell'Olimpia Verona, 2 allo stesso giocatore, espulso Jacopo Ugas a 6 e 14 dal termine della gara nel corso del 14° minuto della ripresa. Sono seguiti poi 120 secondi contro la mano nel frattempo Jorge Santos, sono seguiti 120 secondi di inferiorità numerica per l'Olimpia Verona, di resistenza portata a termine nel migliore dei modi con l'1-1 mantenuto e protetto dalla squadra di Luca Castagna. Ultimi 90 secondi, William Roccia, la pressione alta da parte di Anderson, da parte di tutta la Meta Catania con l'11 giallo-blu costretto ad allontanare il pallone, costretto a spedirlo lontano l'ex acqua e sapone CMB Matera. 7 gol lo scorso anno con la maglia dell'Olimpia Verona nella stagione della vittoria del girone A di Serie A2, la stagione della storica promozione in Serie A. Un'altra formazione giallo-blu, un'altra formazione veronese, il Verona Calcio a 5, ieri ha ottenuto la vittoria nel girone unico di Serie C1 Veneto, la promozione in Serie B, un altro buon traguardo per il futsal veronese. Ultimo minuto, ultimi 60 secondi di gioco al Pala Le Grazie con la Meta Catania in possesso di palla. Gianluca, Tim ancora in posizione molto avanzata. Gianluca, Anderson cerca di scombinare le linee difensive giallo-blu, la Meta Catania, ancora la conclusione di Gianluca, l'altra grande parata di Mazzoni, resiste l'Olimpia Verona, la conclusione ancora di Gaetano Musumeci, ancora strepitoso Alessandro Mazzoni 2 volte, strepitoso in particolare sulla prima conclusione di Gianluca, 2 volte miracoloso proprio su conclusione del 7 brasiliano, l'estremo difensore classe 2001, subentrato nella ripresa dopo l'intervallo ad Alessandro Fior che ha giocato invece da titolare il match. Grandi parate di Alessandro Mazzoni, portiere alla terza stagione con l'Olimpia, dalla stagione 21-22 al primo anno di A2, quando la squadra si chiamava ancora Hellas Verona Calcio a 5. Tim, la verticalizzazione verso Anderson, bravo a strappargli il pallone Portuga, a scavalcare poi la difesa verso Jorge Santos in scivolata su di lui Gianluca, a fermarne l'incedere e poi la rimessa laterale comunque portata a casa, conquistata da Jorge Santos, con l'Olimpia Verona che dunque a 27 secondi dal termine può restare in zona offensiva. Claro, ultimi scampoli di una gara davvero emozionante. Jorge Santos, William Roccia, un po' di spazio, William Roccia col mancino, aveva saltato bene il diretto marcatore, attenzione a un partito 4 contro 2, Silvestri, palla dentro, non riesce a deviare verso la porta Musumeci sul gran servizio di Gianluca, splendido assolo da parte di Silvestri, break offensivo a tramutare l'azione appunto da
difensiva-offensiva, era praticamente un 3 contro 2, diciamo. La palla allargata verso Gianluca sulla destra, palla dentro a saltare Mazzoni, a superare Mazzoni, ma Musumeci non è riuscito a coordinarsi nel migliore dei modi, nel modo giusto per indirizzare in fondo al sacco. La porta è rimasta ormai sguarnita, mancano ora 11 secondi al termine della gara. Grandi emozioni, grandi occasioni da raccontare fino al termine della gara. Una gara giocata sul filo dell'equilibrio, 2 soli gol, uno per parte, ma davvero tante occasioni, tante occasioni da una parte e dall'altra, tante emozioni, tanti capovolgimenti di fronte, con le due squadre che non meriterebbero nessuna delle due la sconfitta. Il pareggio sarebbe il risultato più giusto, premiare comunque lo sforzo di entrambe, dell'Olimpia Verona ormai retrocesso ma a testa altissima, e di una Meta Catania in grandissima emergenza. Ultime occasioni, ci prova Gianluca, ha respinto, ha messo in corner sostituendosi praticamente a Mazzoni, Jorge Santos Rodriguez, c'era anche Musumeci pronto ad intervenire sul tiro cross del compagno. 2 secondi al termine, calcio d'angolo per la Meta Catania, se ne incarica, anzi rimessa. È calcio d'angolo, ferma subito Mestieri l'azione di Gaetano Musumeci indicandogli il punto corretto di battuta. Corner, non rimessa laterale, palla verso Gianluca che si coordina, calcia male, alto, diciamo colpendo addirittura il soffitto del Palla alle Grazie. Finisce qui, finisce 1-1 tra Olimpia Verona e Meta Catania Brico City, il match valevole per la 27esima giornata della Serie A New Energy. Olimpia Verona che dunque sale a quota 2 punti in classifica, la Meta Catania invece di Juan Calvo sale a quota 46 punti, restando al quinto posto in classifica, non riuscendo però momentaneamente a superare l'Eco City Genzano, impegnata nell'ultimo match che andrà a chiudere il 27esimo turno di questo campionato, appunto questo 27esimo turno, 12esimo di ritorno alle 20:30, che andrà ad ospitare la Sandro Abate Avellino. Dunque io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Filippo Salvador, Alex Torinesi per le riprese. Ricordo il risultato finale al Palla alle Grazie: Olimpia Verona e Meta Catania Brico City hanno pareggiato 1-1. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione, a risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio 5 su Futsal TV da Giacomo Mozza.